Paolo Viel, direttore organizzativo dell'AIF Academy, che è una SRL che nasce in ambito AIF, e sono stato vicepresidente nazionale nelle scorse, chiamiamole legislature, le scorse presidenze dell'AIF. Nello specifico mi occupo dei percorsi di formazione formatori. Perché AIF? Perché AIF è una comunità professionale, innanzitutto è l'unica in Italia, per cui l'AIF è il luogo ideale per chi ha interesse a tenersi aggiornato sulle competenze professionali legate al ruolo, ma soprattutto è anche una dimensione di incontro, di conoscenza e di aggiornamento e di sviluppo, come dicevo prima, delle proprie competenze, per quanto la parola competenze può essere forse oggetto di uso e abuso. AIF Academy è un'entità, come dicevamo prima, un SRL che è una emanazione dell'AIF e si pone come idea quella di offrire dei servizi ai nostri soci, per cui accennavo prima a tutto il filone dei percorsi di formazione formatori rivolti a chi ha desiderio e necessità di approfondire le competenze professionali attraverso l'iscrizione ai corsi. È tutto il filone relativo anche agli apprendimenti tematici come workshop, ma più in generale è relativo a tutto l'ambito di offerta ai percorsi di formazione formatori per enti che in questo periodo in particolare hanno necessità e desiderio di qualificarsi, quindi di validare le proprie professionalità all'interno, magari perché sono chiamati a partecipare a dei bandi o a dei percorsi di formazione finanziata. Quindi l'AIF Academy risponde a un nuovo tipo di esigenza, a un nuovo tipo di necessità che magari in passato era più lasca o demandata ad altri tipi di situazioni. La metafora di questo convegno è particolarmente pregnante, ci suggerisce una necessità, quello che la formazione non sia un momento nella vita di un cittadino o di un dipendente di un'organizzazione statico, ma così come le cellule staminali in qualche modo possa avere un effetto generativo, dinamico, no? Nella presentazione di questo convegno c'era appunto scritto aiutare a intessere reti, a leggere il mondo o a costruire velocemente dei modelli. In realtà questo concetto ci richiama al fatto che il momento della formazione è paradigma di apprendimento e quindi di cambiamento, in quanto tale appunto dinamico, come debbono essere nell'ottica della generatività le cellule staminali, almeno in questa prospettiva e sotto questa metafora, ma credo che ognuno di noi nell'esercizio della propria attività professionale sia chiamato ad attivare anche su noi stessi come categoria professionale queste dinamiche di cambiamento, di generatività susseguenti o prodromo a un processo di apprendimento. Porto a casa una cosa importante in realtà, quanto questi stessi processi a cui facevo riferimento prima hanno senso solo nella misura in cui hanno un impatto nell'ambiente circostante. Noi forse abbiamo un po' anche abusato a parlare della centralità della persona, non perché questo sia un elemento sbagliato di per sé, ma perché in questo momento storico, caratterizzato da una serie di contraddizioni e di difficoltà, l'aspetto appunto della generatività, è questo che io mi porto dietro da questo convegno, ha senso, e sottolineo come il senso sia uno degli elementi imprescindibili della formazione, solo se ha una ricaduta di cambiamento anche nell'ambiente esterno. Questo forse a volte si è dato per scontato, forse si è ritenuto che fosse una conseguenza fisiologica, ma forse più che mai in un momento storico come questo noi ci dobbiamo porre la domanda sul problem finding più che sul problem solving, cioè provare a trovare una chiave di lettura del cambiamento
che sia forse meno lineare, più complessa, come in questo convegno si è messo in evidenza, ma che soprattutto sia suscettibile di mettere in discussione il contesto in cui ci muoviamo in questo momento storico, che non è solo di tipo educativo, ma è anche economico, sociale e soprattutto politico, senza aver paura di tirare in ballo anche questo elemento qua.